Rieccoci a Primus Inter Pares con il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Ha bevuto un sorsetto, sì, poco, è stato parco, risparmioso. Vabbè, allora, anzi collego perché poi ci sono delle altre domande dei cittadini vicentini. Nel chiudere l'argomento sicurezza, prof, com'è la situazione le case Ater a Vicenza? Com'è la situazione? La Vicenza purtroppo è tra le città in emergenza abitativa, quindi abbiamo ancora sfratti e abbiamo una carenza di edilizia residenziale pubblica, e ci sono stati negli ultimi anni da parte di proprietà del comune, quante ne avete? Della regione, sono un 200 e rotti alloggi di proprietà comunale, ma poi ci sono quelli dell'Ater. Queste sono del comune di Vicenza. Parlo del comune, poi ci sono quelle dell'Ater. Non si è costruito granché e ne avremmo bisogno, anche se c'è un sacco di appartamenti sfitti, no? di condomini pressoché finiti, e che poi non, come in tutte le città. E paradossalmente abbiamo case sfitte e nel contempo bisogno di alloggio. E quindi c'è qualche... E quindi servono finanziamenti dello Stato e della Regione per fare case di edilizia economica. Ogni affermazione che ha difficoltà, lo dico sempre, e quindi magari troviamo una soluzione. Senta, signor Sindaco, prima di andare a parlare dei commercianti, c'è tanta gente povera a Vicenza che viene da lei tutti i giorni e le chiede un pezzo di pane. Sa quante sono, ad esempio, le famiglie che stiamo assistendo con minori, famiglie in difficoltà con minori? Quanti sono? Sono circa 700. Lei dirà, sono tante, sono poche, secondo me sono tante. Tantissime. E sono in crescita rispetto agli ultimi chiedono? anni. Chiedono di essere sostenute nel pagamento delle rette dei loro figli, sostenute anche dal punto di vista economico, perché magari i genitori non lavorano, perché il padre ha perso il lavoro, è un cinquantenne, non riesce a trovare lavoro. E poi ci sono le povertà dolorose, cioè anziani. Guardi, una delle cose che mi feriscono, io ho perso il papà pochi mesi fa, e lui però era un grande vecchio, aveva 104 anni, e io ogni mattina, vivendo con me, lo guardavo e lo onoravo. Eppure ci sono dei miei concittadini che si rifiutano di aiutare pagando un pezzettino della retta, pur potendolo fare, un pezzetto della retta per ricoverare il proprio padre o la propria madre in una casa di riposo. Ci sono associazioni che danno una mano a questo è molto doloroso. No, poveri, associazioni, no anziani, tocca al comune. Quando uno non ce la fa con la propria pensione, quando magari, ripeto, il figlio o la figlia si gira dall'altra parte pur potendo, oppure il figlio o la figlia hanno problemi pure loro, chi provvede a dare dignità e assistenza? Il comune. Sa quanti milioni noi investiamo nella sicurezza sociale? 12 milioni all'anno. E questa è la priorità che qualche volta porta qualche buca in più. Però io dico ai miei concittadini che mi stanno ascoltando, e lo dico in verità, può darsi che il comune non sia riuscito a metterti a posto quella buca davanti a casa, però il bimbo che aveva un problema, l'anziano che aveva un problema, il povero vero ha avuto una risposta. Però se la gente guarda il proprio orticello, va bene, però una comunità, e il sindaco deve invece accontentare tutti, sì, però si è comunità, anche se il problema tuo lo assumo anche un po' come un pezzetto di problema. Dovrebbe essere così, però delle volte non è così. Senta, siamo andati anche tra i commercianti e alcuni si lamentano che c'è una moria di negozi a Vicenza, poi siamo andati invece all'altro e hanno detto no, a Vicenza va tutto bene. Allora andiamo a vedere il servizio e poi commenteremo anche questo, vediamo. Assediati dai grandi centri commerciali, i negozianti resistono. Almeno è questa la fotografia scattata da Palazzo Trissino sul commercio cittadino. I dati si riferiscono al 2015 e prendono in considerazione tutte le tipologie di negozi nel territorio del capoluogo berico. A fronte di 100 negozi chiusi, 172 hanno aperto.
I dati positivi del commercio vicentino arrivano dopo anni di sofferenza e di continui saldi negativi, come ci racconta Gianni Rudatis, ex proprietario dell'omonima pasticceria che ha chiuso 3 anni fa nel cuore pulsante del centro di Vicenza. Lei ha chiuso la sua attività che era qui in centro storico a Vicenza. Questa. Da 65 ero qua, in contrasto da Bavero numero 29. Bar pasticceria con laboratorio proprio. Beh, era dal 46 comunque, perché prima eravamo sul corso Palladio, poi siamo passati in contrasto, nel 65 abbiamo aperto in Santa Barbara. E quindi, insomma, cosa bisognerebbe fare secondo lei per rivitalizzare il commercio del centro storico? Ah beh, ormai è una guerra persa. La gente non torna più in centro. Abituati ai centri commerciali, io sono il primo che vado al centro commerciale. L'attività insomma non funzionava e ha dovuto chiudere il negozio. No, non funzionava perché avevo troppe spese. Perché purtroppo, oltre che non è che io avessi solo rivendita di pasticceria, avevo anche tutto il laboratorio, quindi tutto quello che ne consegue con macchinari, freezer, frigo negativi, positivi, dipendenti, e quindi no. Quanto spendeva? Ah beh, non era, guardi, io col mio commercialista mi diceva ma cosa stai a fare là? I costi superavano le entrate. Se da un lato si nota lo scoraggiamento di chi ha chiuso i battenti, dall'altro si respira fiducia. Anche da Confcommercio arrivano parole positive. Siamo di fronte a timidi segnali di ripresa. Punto fondamentale sarà capire se tutte queste nuove attività rimarranno aperte nel medio-lungo termine oppure no. Ecco, al di là dell'episodio specifico, signor Rudatis. Ecco, che può succedere, che succede, però nelle varie città, non solo a Vicenza, in tutte le città, i negozi del centro perdono e chiudono spesso, oppure aprono per un periodo nuove attività e rapidamente vengono chiuse, perché tutti oramai hanno la mentalità dei centri commerciali. Ecco, com'è la situazione a Vicenza? Guardi, in questi ultimi anni lei provi a venire a Vicenza, diciamo alle 9 di sera, prenda un venerdì sera alle 9, alle 10, alle 11. La città, il centro storico, pullula di persone, giovani e non giovani, perché c'è un ritorno invece al centro storico. Si dice dove ci troviamo? Ci troviamo in centro. Sì, ma la sera magari un momento, il problema è questo, che alcuni, cioè anche gli stessi orari, io capisco che qui poi nascono le difficoltà, perché spesso i negozi sono a gestione, tra virgolette, familiare, quindi uno non li può tenere aperti 12 ore, no? Perché non ce la fa. Però pensare delle aperture nelle fasce orarie in cui, insomma, non sono le persone che vanno ai negozi, sono anche i negozi che devono andare alle persone. Ma non è così, signor Sindaco, le spiego perché non le spiego, un'analisi viene fatta. Oggi i centri commerciali, le grandi distribuzioni hanno dei prezzi imbattibili. Questo è un altro discorso. Oggi comprare via internet, addirittura lei entra nel negozio, certi entrano nel negozio, guardano il prezzo di un paio di scarpe, escono però e lo voglio dire, perché funzioni il più bel centro commerciale che esista, e che è quello del centro storico, occorre che il cittadino vi ritrovi delle originalità che in quello squallido centro commerciale fuori non trova. Squallido perché dico, tu vai in un centro commerciale di Vicenza, vai in un centro commerciale di Padova, vai in un centro commerciale di Parigi, alla fin fine trovi le stesse cose, mentre il prodotto più originale, l'alta qualità, la grazia nel rapporto, guardi che queste cose premiano ancora, e premiano sempre oggi conta il prezzo, signor Sindaco. Sì, anche perché veniamo da un periodo disgraziato di una crisi che ormai dura da 10 anni, ma guardi che i segni, non è che voglio essere a tutti i costi positivo, i segni del cambiamento, i segni che premiano la qualità anche a scapito
di un prezzo un pochino, cominciano ad Mi piacerebbe fosse così, però invece io farei un ragionamento un po' diverso e partirei da io sono d'accordo con lei che la città è il più grande centro e il più bel centro commerciale che non ci sia rispetto a determinati centri commerciali che sono davvero brutti già nel vederli, però la gente passa la giornata, invece il centro di Vicenza, di Padova, di Verona è qualcosa di straordinario, di irripetibile, non ho aggettivi per usare dei termini, però bisogna fare in modo tale che questi negozi, queste attività siano competitivi come i centri commerciali e questo è il vero problema. Come si può risolvere questo con i costi che oggi ha un negozio in centro di una città di affitto e varie, con le tasse che ci sono, con tant'altro? Il vero problema è proprio il problema diminuire i costi, la cosa più... e le variabili sono moltissime. Ad esempio, un problema serio che c'è in centro a Vicenza, non solo nelle altre città, è che il proprietario dell'immobile chiede dei prezzi di affitto che sono spropositati e siccome a volte queste persone che sono proprietarie di questi negozi ne hanno tanti di quattrini, piuttosto che affittarlo lo tengono chiuso e quindi si può fare qualcosa e lì tentiamo con le piccole leve che ha un comune, che sono veramente piccole, di stangare di più l'IMU al proprietario che tiene sfitto il negozio rispetto a chi lo ha affittato. Lo dà in gestione, certo. Stiamo ad esempio sui plateatici, stiamo dando una mano al massimo sui plateatici in modo che ci si cominci ad abituare, come nelle città turistiche, e Vicenza fortunatamente sta diventando una città turistica, a portarlo fuori il negozio, quindi non solo la parte interna ma anche la parte esterna, quella protesa dove certo. la merce può diventare momento che attira. Insomma, noi per quello che possiamo aiutiamo. Sarebbe interessante che attraverso le associazioni di categoria ci fossero anche magari reti di scontistica con delle card, la card del centro, è difficile perché oggi però c'è un punto di forza, direttore, almeno a Vicenza, ed è un progressivo e forte e interessante ritorno alla passeggiata in centro. Lo so, ma anche in tutte le città. Cioè, il problema di tutti, la passeggiata c'è perché la città è meravigliosa, sono meravigliose, però il vero problema è che è brutto nel vedere Vicenza, Padova, anche a Venezia. Lei passa per Venezia, ci sono negozi chiusi anche con le saracinesche fuori arrugginite, anche tenuti male, proprio brutti anche a vedere, certo. Città importanti, storiche come Venezia, come Vicenza, però il problema è solo uno e bisogna battere il prezzo dei grandi centri commerciali. Però ha sentito, direttore, dal servizio, 100 hanno chiuso, 170 hanno aperto. E bisogna vedere quanto ho capito, però una vitalità, una capacità imprenditoriale, una voglia di sfondare c'è e quindi bisogna aiutarli col credito, soprattutto i giovani. Certo. Quindi sono problemi vasti che io affronto anche con le banche, perché dico: scusate, ma voi non potete dare i soldi per finanziare coloro che hanno le garanzie? Ovvio, se uno ha una garanzia che magari è quella del papà, è facile dare i soldi. Voi dovete essere in grado di capire la validità di un'idea e dovete, come dire, dare fiducia a un'idea. Mi piace adesso il sindaco per delle volte, mi sembrano sogni, sarebbe carino, sarebbe bello fosse così, ma guardi non è che così. Alcune banche cominciano a fare questo, dice? Soprattutto con i più giovani. Cominciano a finanziare le idee. Le start-up che stanno nascendo hanno queste caratteristiche. Mi auguro sia una così. Società che non fa questo è destinata al declino. Mi auguro sia così, perché per i giovani, per il futuro sarebbe straordinario. Ecco, i giovani a Vicenza, per quanto riguarda il lavoro, com'è la situazione? Ci sono delle situazioni straordinariamente positive. Ad esempio, chi si laurea all'Università di Vicenza in ingegneria gestionale trova lavoro entro 3 mesi, 3 mesi dalla laurea, se non addirittura prima di laurearsi, il 98%. Gli ingegneri che escono dall'Università gestionale di Vicenza, il 98% ha un lavoro entro 3 mesi, all'estero o in Italia. Questo è un dato
straordinario. Lì, ad esempio, abbiamo dei corsi interamente in inglese dove uno si abitua a un linguaggio mondiale, voglio dire. Poi invece ci stanno realtà che stentano, giovani che a 30 anni ancora non hanno trovato un lavoro, e questo è un problema serissimo, perché poi quando abbandoni i 30 anni diventi un disgraziato. In percentuale com'è la situazione? La percentuale dovrei vedere con le statistiche di Camera di Commercio degli ultimi, però abbiamo ancora una disoccupazione giovanile superiore al 10%. Beh, insomma, diciamo dentro... Però in una terra come la nostra queste percentuali anni fa non le avevamo. Anni fa, adesso è cambiato purtroppo il mondo. Siamo ritornati tra la gente a Vicenza per sentire altri problemi della sua città. Ascoltiamoli. Ci sono diverse cose che vorremmo chiedere al nostro sindaco. Alcune cose, diciamo, di curare un pochino meglio le aree verdi e di abbellire un pochino la città, visto che è così bella, e quindi insomma un pochino, dare un pochino spazio al verde. Che cosa ne è stato del progetto Parco dal Molin, che è fermo e non va avanti? Viabilità, sì, perché è un disastro, specialmente dalla piazza, cioè dal Ponte degli Angeli, ci sono 3-4 strisce pedonali, bisogna fare il giro, poi in via 4 novembre, troppi lavori, ma soprattutto la viabilità è da rivedere. Il costo del parcheggio, nel senso che bisogna trovare una soluzione per i commercianti, fare in modo che chi viene in città abbia un accesso di minor costo. Dal mio punto di vista trovo solo questo per il momento, per il resto insomma è una città come tutte le altre, basta andare anche nelle altre città, solo che noi ormai le linee blu arrivano quasi a Verona se andiamo avanti così. Che i parcheggi sono costosi rispetto ad altre città dove sono andata, per cui venire in centro è un costo considerevole e questo fa disertare il centro e tutti preferiscono i centri commerciali. È un peccato per una città dell'UNESCO così bella, perché la gente si disamora del centro. E poi forse più ordine in certe zone calde, dove c'è poco controllo, a parer mio, verso Campo Marzio, Mercato Nuovo. Una soluzione per questi furti di bici continui, magari mettere un codice nella bicicletta in modo da riconoscerla, perché siamo un po' spaventati. Sono d'accordo, penso che sia importante la prevenzione, soprattutto io non ho idea di come si possa fare, però effettivamente il furto della bici sta diventando una piaga sociale, abbiamo ormai la città piena di piste ciclabili e non le possiamo usare perché non si possono lasciare le bici in centro. Piena di piste ciclabili. Positivi, anche il fatto che questa signora ultima diceva detto piena di piste ciclabili, mi ha dato soddisfazione. Una bella soddisfazione. Poi i furti delle bici sono dappertutto, se lei va e gira il mondo non c'è la cultura, come diceva prima, va a Copenaghen, ci sono 2 milioni, ogni abitante ha 2 biciclette, certo. E dunque e qui in Italia invece non c'è la cultura. Anche se il numerello per poi impedire che ci sia, insomma, a rendere un po' più difficoltoso lo sbercio della bici rubata, il numerello si applica con pochissimi euro. Noi abbiamo una custodia bici vicino a Ponte San Paolo, nel senso che uno può arrivare in centro in bici, no? Poi invece di mollarla lì, per pochi centesimi si può lasciare la bici come si faceva una volta, certo. E ti danno un numerello, la bici viene attaccata e c'è qualcuno lì, se vuoi ti possono mettere anche il codice della tua bici che rende un po' più... sì, però al di là delle bici, che è un problema che è dappertutto perché ne rubano tutto, i parcheggi sono davvero cari a Vicenza. Non mi pare che i parcheggi siano particolarmente cari, però questo dimostri. Certo, voglio dire, se tu vuoi parcheggiare in piazza Matteotti, praticamente all'ombra dei Palazzo Chiericati e del Teatro Olimpico, vuoi parcheggiare lì perché vuoi fare 20 metri a piedi, solo 20 metri per andare in piazza dei Signori o giù di lì,
beh allora scusami, se tu vuoi questo devi anche pagare, però vede la cultura che fa fatica nella prima periferia. Ma certo, e c'è il centrobus che le dicevo, che è comodissimo e con addirittura con degli abbonamenti sono quasi regalati tra virgolette, però vede, si preferisce arrivare lì, magari andare alla ricerca. La comodità. Ora, la comodità. Però c'è sempre tanta gente in centro. Sì, ma magari se ne va meno e che pagano meno il biglietto, magari sì. I commercianti... Bisogna che, ad esempio, sul trasporto pubblico, che ricompare, no, anche in queste interviste, abbiamo sperimentato cose assolutamente innovative. Non so nelle altre città, immagino che alla sera continuino a girare pressoché vuoti i bus, i grandi bus, con pochissime persone, perché quasi nessuno prende il trasporto pubblico di notte, qualche extracomunitario, qualche lavoratore. Ma anche perché hanno paura. Perché hanno paura, perché... Bene, noi li abbiamo eliminati. Mi pare che l'ultima corsa si fa alle 21, dopodiché tornano nei loro. E allora non c'è più niente? No, c'è il servizio a chiamata. Cioè tu puoi chiamare un numero e dici mi serve alla fermata numero 26 sotto casa, devo andare in centro, attendi e loro ti dicono va bene, a che ora? Ok, arriva un pulmino, ti carica al prezzo del biglietto del bus. Aspetti, io sono curioso perché è una cosa straordinaria, ma dopo quanto arriva sto pulmino? Beh, no, dunque... Sicuro no, perché magari uno può dire... fa 3 ore. No, me lo posso anche prenotare. No. C'è una centrale, ovviamente che deve smistare, eccetera, ma in un tempo relativamente breve, a modi... Mi dico non di taxi, perché il taxi ti arriva dopo 3 minuti e non puoi pretendere al prezzo, anche perché sennò farei concorrenza. Entro 15 minuti, insomma, se arriva dopo un paio d'ore. Questo sistema che sta crescendo. E quindi poi li riportano a casa? Sta crescendo. No, tu li riportano a casa. Bisogna fissare l'andata, il ritorno. Ovviamente. Domanda, il ritorno è a qualsiasi ora? Beh, no, a qualsiasi ora. Fino all'1, mi pare mezzanotte e mezza, mi pare sono le ultime corse. Nell'ambito del trasporto pubblico vogliamo fare qualcosa di più per i giovani che vanno nelle discoteche d'estate. È una bella iniziativa. Domanda, perché, ma ne sono a conoscenza i cittadini di questa iniziativa? Magari pubblicizzarla, perché è una bella... L'abbiamo pubblicizzata, ad esempio nei grandi bus c'è servizio notturno, eccetera. Sì, pubblicizzeremo, nel sito del comune c'è tutto, ma per dirle che la fantasia, almeno a noi sindaci, pur dovendoci muovere con quattro soldi, però la fantasia non manca, laddove non ci riusciamo con l'economia cerchiamo di... L'ultima, quella del verde, c'è poco verde? No, guardi. Adesso io non sono la cittadina, tutte le cose sono da guardare con grande rispetto. A tutte le domande con grande rispetto. No, di verde a Vicenza ce n'è tantissimo. Il Parco della Pace, che diceva è un grande parco, direttore. Proprio quest'oggi abbiamo avuto un ulteriore incontro che abbiamo dovuto sminare, perché lì c'era l'aeroporto di Vicenza che fu duramente bombardato durante l'ultima guerra, e abbiamo trovato nella bonifica bellica 600 ordigni che abbiamo dovuto disinnescare, 600, ci è costato l'ira di Dio, 60 ettari. Quindi sarà uno spazio enorme, sovradimensionato se vuoi rispetto alla città, ma sarà un polmone di bellezza straordinaria. E gli altri parchi, Vicenza ha tanti parchi, qualcuno anche con qualche problema, come il grande parco Campomarzio davanti alla stazione, c'è spaccio di droga. È una lotta impari, perché anche lì le regole non funzionano, perché uno lo prendi, viene arrestato, dopo 2 ore è già a piede libero, e vabbè, le grandi disgrazie per cui poi questi delinquenti finiscono, come ha detto peraltro il sindaco, il mio collega di Padova, ti ridono in faccia, perché tanto sanno che non ci puoi far nulla. Però insomma questo verde, viva Dio, tutti i ponti di Vicenza hanno i fiori, adesso abbiamo i fiori estivi, prima avevamo i fiori primaverili, insomma via, dai.
Accelero perché ho ancora tante cose da chiederle, signor Sindaco. Senta, invece avete anche dei fiumi a Vicenza che creano problemi quando piove. Ecco, com'è la situazione? È molto migliorata rispetto al passato, perché sono stati fatti anche grazie alla Regione degli investimenti. Il più importante è stato un grande bacino di laminazione che, per controllare il Bacchiglione, che è un fiume di carattere torrentizio, per cui in poche ore può passare da 0,50, 0,60 a 8 metri, 7 metri, per poter controllare la piena che provocò la grande alluvione del 2010, c'è questo bacino di espansione. Abbiamo alzato il livello degli argini, pompe di sollevamento. Oggi la città fino a 6 metri di altezza del fiume, una volta eravamo già in crisi a 5 metri, fino a 6 metri la città è al sicuro. È pulito? I fondali sono stati puliti? Là c'è tutta una teoria, ma abbiamo poco tempo. C'è chi dice che non serve pulire il letto dei torrenti e dei fiumi, io penso che invece sia opportuno farlo, è una grande storia. Diciamo che il contenimento del fiume è aumentato. E possiamo dire, tranquillizzare, che a meno che non arrivi il finimondo, i cittadini di Vicenza... Guarda che ci siamo dotati però di un sistema, addirittura con le sirene, con gli SMS, il cittadino che abita vicino al fiume, se si è iscritto, attraverso il suo telefonino, nel caso di maltempo gli viene scritto: attenzione, allerta fiume, devi stare attento, siamo in preallarme, tira via le cose dal garage, porta la tua macchina, tu che abiti lì, porta la tua macchina là. Abbiamo anche delle mappe. Anche questo, le faccio la domanda, e lo sanno? Perché diciamo un paio d'anni fa... Lei sta facendo delle iniziative lodevoli e importanti, però mi sembra che magari la comunicazione sarebbe importante, perché quello che ha detto prima mi è rimasto impresso, del pulmino che ti arriva di sera quando gli autobus non funzionano, è una comodità non indifferente. Cioè, il problema è, lo sanno i cittadini di questo? Arrivare a tutti i cittadini è sempre difficile, perché arrivarvici con una comunicazione diretta è molto costosa. Però ha ragione, bisogna informare di più. Non credo sia un volantino per tutti quelli che abitano vicino al fiume sia costosissimo. Ma soprattutto, ma l'abbiamo mandato, è stato mandato, solo che dopo un paio d'anni bisogna ripeterlo, perché nel frattempo la gente si dimentica. Ecco, questo ha ragione e lo faremo. Bisogna farlo. Vabbè, ci prendiamo un altro sossettino d'acqua, va bene, e poi faremo l'ultima parte. Tra poco rimanete con noi.